Vicegovernatore Riccardi, siamo al Ponte di San Martino, l'opera simbolica dell'alluvione dello scorso autunno, e finalmente si posa la prima pietra a tempi record. Siamo a luglio, l'autorizzazione alla destinazione delle risorse da parte dello Stato è di aprile e quindi immaginare di poter riuscire a esperire tutte le procedure, il nuovo piano, l'autorizzazione del piano, la redazione dei progetti, il superamento delle procedure, la conferenza dei servizi, la gara d'appalto. Io capisco che qualcuno si lamenta, ma probabilmente non sa come funzionano le opere pubbliche in questo Paese oppure in altri pezzi di questo Paese. Io penso che questo sia un risultato importante, anche perché poi noi abbiamo distinto le attività legate alle condizioni della sicurezza delle persone da quelle che creavano dei disagi. Questo creava dei disagi, noi siamo qua a intervenire, i tempi contrattuali sono di 6 mesi, ma abbiamo già capito questa mattina che l'impresa lavorerà per ridurli. Mi sembra un lavoro importante, ripeto, chi fa il nostro lavoro non deve pretendere dei grazie, però nel rispetto di tutti coloro che hanno collaborato, io veramente voglio ringraziare davvero tutti, i professionisti, gli operatori della protezione civile, il comune, ecco, almeno il riconoscimento che questo lavoro è stato fatto. Nessun grazie, ma nemmeno dire delle cose che non sono vere. Rispetto al piano complessivo delle opere di intervento appunto a seguito del maltempo, può dare un aggiornamento? Noi stiamo sviluppando le attività legate alle conferenze di servizi. In Protezione Civile a Palmanuova ci sono 250 conferenze di servizi aperte, quindi qualsiasi persona che abbia un po' di dimestichezza rispetto a questo capisce che mole di lavoro stiamo portando avanti. Quindi è un lavoro complesso, è un lavoro che ha l'obiettivo del target del 70% complessivo sul centinaio di milioni di opere che noi dobbiamo mettere in campo entro settembre. Insomma, i dati ci dicono che dovremmo essere in linea rispetto all'obiettivo. Naturalmente lavoriamo quando si fanno queste cose, poi ci sono anche degli imprevisti, per cui comunque insomma, io sono molto contento del lavoro che è stato fatto dai comuni che hanno risposto in maniera puntuale e significativa. Vedo che c'è un interesse forte da parte del sistema delle professioni e anche della nostra piccola impresa, e quindi credo che questo lavoro risolva i disagi delle popolazioni, ne aumenti la sicurezza e dia anche un volano all'economia.